Alcune aziende private del territorio hanno sponsorizzato la pubblicazione di una cartografia di Portogruaro e delle località limitrofe. Quest'opera, fa sapere l'editore, è in distribuzione gratuita presso le aziende inserzioniste, gli uffici comunali, gli enti di promozione turistica, la Proloco e presso le più importanti attività della zona. Allora, la cartina si compone di due parti. Da una parte c'è lo stradario di Portogruaro con le frazioni, dell'altra invece è descritto nei dettagli il centro storico della città. L'editore, tale M.C. Altri dati noi non ne conosciamo, né si riesce a risalire leggendo questa cartina, mette le mani avanti scrivendo che ringrazierà tutti i lettori che vorranno fargli pervenire eventuali osservazioni delle quali si terrà conto nella prossima edizione. Lo stesso editore, nonostante le accurate verifiche, avvisa che nessuna pubblicazione può ritenersi immune da omissioni, errori o refusi, soprattutto per quanto riguarda numeri telefonici, mutamenti e variazioni della rete viaria, nonché nella gestione degli enti. Allora, io sono andato a vedere questa nuova mappa che, lo devo dire, si presenta anche bene dal punto di vista grafico e della qualità anche della carta, per assaggiarne i pregi, però ho trovato numerosi difetti. Allora, la mappa, questa qui che abbiamo oggi qui sotto mano, a differenza di quelle fino ad oggi disponibili negli uffici comunali, riporta l'ultimo tratto della tangenziale di Portogruaro, che verrà inaugurato solamente agli inizi di giugno di quest'anno. Questa qui è la carta, come vedete questa qui è la carta con ai lati i vari sponsor privati, ok? E questa qui, diciamo, è il lato sul quale c'è la cartina di Portogruaro, in cui sono riportate anche le frazioni. Si parlava prima della tangenziale. Allora, eccola qua. Questo qui è quello che indico adesso con la penna, è la rotatoria di Viale Pordenone, quella più grande. Questo qui è il nuovo tratto della tangenziale che attraversa, diciamo, che bypassa il centro storico e si congiunge poi in questo punto qui di Viale Trieste. Qui siamo già in località Fossalta di Portogruaro e proprio qui è indicato anche la collocazione del negozio di un inserzionista. Ok, e diciamo questo tratto qui è la novità, diciamo, di questa cartina, perché in tutte quelle precedenti non era mai indicato questo tratto stradale, che come ho detto verrà inaugurato a giugno, se tutto va bene. Però come vi avevo detto, abbiamo notato dei difetti, delle imprecisioni. Allora andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, innanzitutto ci andiamo qui, ci richiamo per esempio presso la stazione, ecco qua, Viale Stazione, e qui giustamente è indicata il simbolo appunto della stazione ferroviaria, però a fianco non c'è riportato quello della stazione delle corriere. Come saprete la nuova stazione delle autocorriere è in funzione dall'estate dello scorso anno. Questa qui invece è l'altra parte della cartina, la quale mostra nel dettaglio il centro storico di Portogruaro, e qui ci sono un sacco di imprecisioni. Allora iniziamo. Innanzitutto viene indicato che in Piazza Castello c'è la sede degli autobus, e questo non corrisponde al vero, perché è già da un anno che la stazione delle corriere è stata spostata vicino alla stazione dei treni, cioè qua giù in Viale Stazione, in via Diaz, dove appunto c'è
c'è sia la stazione ferroviaria che la stazione delle corriere. Inoltre c'è anche da osservare come nel dettaglio qui via Cimetta viene indicato come una strada chiusa. In realtà la strada prosegue e si congiunge con questo tratto qui di strada. Questa zona qui inoltre, vicino alla rotatoria di San Nicolò, sarebbe, anzi è la cittadella della sicurezza, dove insistono due edifici importanti. Uno è la sede della Guardia di Finanza, che sarebbe qui dove ho la punta della penna, e l'altro invece è il commissariato di polizia, che sarebbe in quest'altro punto, per la precisione in via Stadio 55. Ecco, questi due edifici importanti, sedi di polizia diciamo, non sono indicati ma sono riportati da un'altra parte, ossia è indicato qui in viale Cadorna, il commissariato di polizia è indicato in viale Cadorna, che è in pratica la sede precedente a quella attuale. Calcolate che il commissariato di polizia si è trasferito nella famosa cittadella della sicurezza più di un anno fa. In maniera analoga vedete qui nei pressi di viale Isonzo, qui accanto alla caserma dei carabinieri, che è correttamente riportata qui, c'è anche il simbolo della Guardia di Finanza. La sede però non è più qui, ma bensì è stata portata qua giù nella cittadella della sicurezza. Ok, poi altre imprecisioni sempre relative al centro storico. Allora, qui è indicato per esempio con la cinepresa la presenza di un cinema, e questo cinema si troverebbe in via Silvio Pellico. Ovviamente anche questo è un errore, perché qui non c'è alcun cinema, ma c'è il teatro comunale Russolo. In precedenza questo era il cinema Silvio Pellico, ma poi una volta abbattuto è stato realizzato più di 5 anni fa ormai il nuovo teatro comunale, che tutto è tranne che un cinema. Poi un'altra curiosità riguarda come è indicata la viabilità nei pressi della rotatoria di viale Trieste, dove si congiunge viale Isonzo, via Veneto e viale Trieste. Ecco, la rotonda è corretta, però qui viene indicato come un altro incrocio una serie di strade che in realtà non esistono. Tutta questa zona qui è il complesso residenziale Le Tre Torri, e non si riesce a capire che cosa ci stanno a fare tutte queste stradine qua che non esistono. Poi un'altra curiosità, spostandoci più in basso, riguarda l'ospedale. Questo qui è l'ospedale nuovo San Tommaso dei Battuti, che dovrebbe essere posto più a ridosso di via Piemonte, dove in effetti c'è l'ingresso principale. Ed infatti, se poi noi andiamo più in basso a leggere i numeri utili, noteremo anche qui che ci sono delle imprecisioni. Allora, dicevo appunto dell'ospedale, cerchiamo l'ospedale, ecco qua, ospedale di Portogruaro, via Zappetti 58, no, non è vero, l'ospedale si trova in via Piemonte, via Zappetti 58 era l'ingresso, diciamo, che risale a più di 5 anni fa dell'ospedale, quando non era stata ancora fatta la nuova viabilità. Poi altre cose da segnalare, come vi dicevo prima, è la TVO SPA Autostazione. Ecco, la TVO viene indicata in piazza Castello 1, in realtà è in via Diaz, a fianco della stazione dei treni. Poi per quanto riguarda la Guardia di Finanza, anche qui, come dicevo prima, la Guardia di Finanza viene indicata in viale Isonzo 13, in realtà la Guardia di Finanza è in via Cimetta. Proseguiamo, vediamo altre farmacie che sono corrette. Torno invece alla mappa sempre relativa al centro storico.
ci sono delle curiose imprecisioni. Allora, innanzitutto, adesso qui vado giù vicino, alle spalle del Duomo viene chiamata Piazzetta San Marco. In realtà non si tratta di Piazzetta San Marco, ma bensì di Piazzetta Sant'Andrea. Poi una cosa anche curiosa, se noi andiamo verso la porta di Borgo San Giovanni, ecco qui, troviamo, allora, innanzitutto viene indicato come una traversa di via del Rastrello Calle Sbroiavacca, che invece non si trova in via del Rastrello, ma bensì si trova in questo tratto di strada in zona Borgo Sant'Agnese, che congiunge la rotatoria, che è qui, con la porta di Sant'Agnese. Calle Sbroiavacca invece si trova qui, dove adesso io ho la punta della penna. Torniamo per un attimo nel centro storico di Portogruaro, e un'altra curiosità è rappresentata da questa rotatoria qui. Adesso la indico meglio. Ecco qua, questa rotatoria qui, che sarebbe una rotatoria che dovrebbe congiungere Borgo San Giovanni con via Fondaco, via Bon e via Manini. In realtà qui non esiste alcuna rotatoria, è un incrocio, tra l'altro uno dei peggiori incroci che ci siano qui a Portogruaro, soprattutto per chi, provenendo dall'ospedale, percorre via Fondaco e deve poi svoltare a sinistra. È un'impresa quasi impossibile, visto l'alta frequentazione di questa via. Sempre a proposito appunto di questo tratto di viabilità, c'è da dire inoltre che via Fondaco, che qui è indicata, non arriva fino a Piazza Dogana, ma termina fino ad un ponte che è qui, e da qui in poi siamo di fronte a via Zappetti. Ecco, questa è anche un'altra piccola imprecisione che ho notato. Quindi ecco, questa qui è una panoramica generale che ho fatto su questa nuova mappa. Diciamo che di nuove mappe a Portogruaro in effetti se ne sentiva anche bisogno, perché ultimamente sono stati fatti anche delle modifiche alla viabilità rispetto appunto a alcuni anni fa. Peccato che tutte queste modifiche non sono state implementate in questa edizione di questa mappa, ma sono state trascurate. Ci si è basati molto probabilmente su precedenti cartine che appunto riportavano per esempio il commissariato di polizia in Viale Cadorna, o per esempio anche la Guardia di Finanza vicino a Viale Isonzo. Per il resto cosa dire? Che si può anche apprezzare lo sforzo da parte dei privati di fare una cartina ad uso e consumo non solo dei residenti di Portogruaro, ma anche e soprattutto dei turisti che vengono a visitare, soprattutto nei periodi estivi, la città di Portogruaro. Certo che se queste persone avessero bisogno di, che ne so, recarsi presso l'autostazione delle Corriere o avessero bisogno di andare presso il commissariato di polizia o la Guardia di Finanza, si troverebbero un po' a disagio perché la cartina non riporta la collocazione corretta. Quest'altra, come detto, quest'altra parte invece è la cartina che mostra nel suo insieme la città di Portogruaro con le proprie frazioni. L'ultima cosa, dopo vi lascio, singolare nella zona di Summaga che venga indicata come Pramaggiore il proseguimento di via Maute. In realtà la prosecuzione va nel comune di Cinto, perché Pramaggiore si colloca molto più a sinistra.